Buonasera a tutti e benvenuti. Ci troviamo in questo 2 dicembre in questo posto magnifico e è inutile dire che un applauso per cominciare va fatto a tanta magnificenza e a chi ci ospita. Un grazie particolare al Don Guglielmo Piretto e alla splendida famiglia della Chiesa del Gesù Nuovo che ospita la prima tappa, la prima data del Festival Internazionale del Settecento Musicale Napoletano. Anche quest'anno abbiamo abbattuto il consumo di carta con della carta riciclata, abbiamo abbattuto il consumo di carta con un sito intuitivo, con il famoso QR code, e potete seguire tutti gli appuntamenti di questo splendido festival che quest'anno indaga un'altra faccia di questo splendido Settecento napoletano. Vi raccomando, dicembre è lungo fino al 30, ci sono tanti eventi, tanti posti magnifici e tante piccole e preziose sorprese da scoprire che magari abbiamo sotto il naso e che ogni volta rivederle ci rende sempre più felici. Questa sera sapete tutti che cosa ascoltiamo e che cosa vediamo, perché la pubblicità è stata battente e anche qui abbiamo fatto l'abbattimento della tecnologia. Siamo venuti con il minimo che non toccasse la bellezza di questo posto straordinario. Un omaggio a Maria Callas con Raffaella Ambrosino, con le coreografie di Imma Cardano e la direzione del maestro Enzo Amato, musicisti straordinari per un inizio di festival e per un dicembre che porterà tanta fortuna e ci auguriamo soprattutto tanta magnifica pace. Buono spettacolo a tutti! Maria Callas, probabilmente l'ultima divina del nostro secolo, l'incomparabile, l'inimitabile. Maria Callas iniziò in modo infelicissimo la sua esistenza su questa terra. Un destino avverso si accanì contro di lei fin dai primi attimi della sua vita. Nacque il 2 dicembre del 1923. Evangelina, sua madre, che ancora piangeva il lutto del piccolo Vassili, fratello di Maria, che muore a soli 2 anni di tifo in Grecia, venne portata al Flower Hospital di New York alle prime avvisaglie di Roger. Dopo essersi trasferiti da Atene fu Leonidas Lantzunis, amico greco, ad assisterla durante il parto. Il travaglio non fu lungo. Dopo poche ore Evangelina diede alla luce una bambina che pesava quasi 6 kg. Nasceva Maria Callas. Evangelina venne riportata nella sua stanza e quando si riprese, il dottor Lanzonis, accompagnato dalle infermiere, entrò nella stanza per presentare alla madre la neonata. «Ecco la tua bellissima bambina», disse sorridente di gioia. Sentendo la parola bambina, Evangelina si inaburiò immediatamente, distolse lo sguardo dal piccolo essere che le veniva presentato, girò la testa dalla parte opposta verso una finestra che guardava dalla città e disse scocciata: «Portatela via, non voglio vederla». Quello fu il primo saluto che Maria Callas ricevette da sua madre all'ingresso in questo mondo. Lei, che sarebbe diventata l'idolo di milioni di persone, una grandissima artista, un interprete di grande fama, una donna dalla sensibilità raffinata, venne rifiutata dalla propria madre. Era un preludio tragico, drammatico, tristissimo a quella che sarebbe stata l'esistenza per gran parte del tempo trascorso su questa terra di uno dei più grandi personaggi del mondo della lirica. Disse di lei Visconti: «È stata una collaborazione meravigliosa lavorare con Maria, un fatto quasi eccezionale, avere uno strumento di quel genere a disposizione, uno strumento umano e vocale,
intendo dire, una donna eccezionale e una cantante straordinaria, addirittura ineguagliabile. Per me era la Maribra, per sonnambula, attraverso di lei. Ho proprio pensato ad un omaggio alla Maribra. Caro Eugenio, a te e alla tua cara Rosetta, tante cose affettuose. Spero mi vogliate sempre bene e che mi pensate qualche volta. Mi convinco sempre di più che il mondo è matto e ringrazio il Padre Eterno del buon senso che mi ha dato. A ben presto, i primissimi di dicembre. Sono là. Baci, Maria.
Maria visse la sua adolescenza in Grecia e in quel periodo aveva il cuore gonfio di sentimenti confusi e prepotenti. Il suo fisico era turbato da tempeste ormonali, sentiva nascere l'amore, aveva bisogno di comprensione e tenerezze, ma era sola. Non aveva amici e con il fisico che si ritrovava non suscitava interessi tra i coetanei e, per di più, ne mancavano le tenerezze e le attenzioni familiari. In casa Maria faceva la vita della Cenerentola. Jackie, sua sorella, era sempre vestita a festa, sempre pronta a uscire con il figlio dell'armatore. Evangelina, tutta presa ed eccitata per l'avvenire della primogenita, era sempre in festa, anche lei. A Maria, che non aveva impegni mondani e fidanzati, spettava il compito di provvedere a risolvere i problemi pratici. Lei doveva tenere in ordine la casa, spolverare i mobili, rifare i letti, spazzare i pavimenti, lavare i piatti. Era la donna di casa e nei ritagli di tempo pensava anche alla musica. Di quel periodo della sua vita Maria parlò sempre poco, ma quando lo fece, il tono delle parole e l'ansia del respiro facevano capire che aveva sofferto e non aveva mai dimenticato. Maria aveva quasi 24 anni quando arrivò a Verona e la prima cosa importante che le accadde al suo arrivo nella città dell'Arena fu l'incontro con Giovanni Battista Meneghini. Un incontro che avrebbe cambiato la sua vita e avrebbe dato una svolta decisiva anche alla sua carriera. Su quell'incontro è stato scritto molto. Sono state adoperate le espressioni più banali e più stupide per farlo apparire romantico, bellissimo, idilliaco. Si è sempre affermato che Meneghini si innamorò di Maria sentendola cantare, un amore quindi scaturito dall'arte, dal fascino della bellissima voce di Maria, ma sono tutte invenzioni. La voce, il canto, l'arte di Maria non c'entrano niente in questa vicenda. Quando Meneghini decise di prendersi Maria, non aveva mai sentito neppure una nota emessa dalla sua voce. Non si comportò da principe azzurro e nemmeno da persona saggia, rispettosa della dignità di una ragazza di 23 anni e mezzo. Le cose si svolsero, almeno all'inizio, all'insegna dell'egoismo, della sopraffazione maschilista. Maria in quell'occasione subì violenza psicologica. Fu trattata come un oggetto che piaceva a Meneghini. Questa è la verità. Non ha importanza se la situazione poi cambiò e si sviluppò in modo positivo. L'inizio, la partenza, ebbe questo tono. Meneghini amò Maria, ma a suo modo, con tutte le riserve e le remore che venivano dal suo egoismo e dalla sua avarizia. Solo quando Maria cominciò a diventare famosa, a guadagnare, a essere il personaggio che tutti osannavano, Meneghini si svegliò. Allora
si rese conto che quella ragazza costruiva attorno a sé delle dinamiche di un affair e da bravo industriale non volle lasciarsela sfuggire.
Maria è passata alla storia come un personaggio egoista, irriconoscente, avaro, che non dava mai mance, che litigava con tutti, che esigeva cachet spropositati, che era superba e che voleva sempre umiliare tutti. Una donna quindi odiosa, irritante, perversa e cattiva. Ma non era così. Maria era completamente diversa. Basta leggere le sue lettere, ascoltare la sua musica, che ha interpretato per sentire che era un essere straordinariamente buono, generoso, aperto, cordiale, quasi fin troppo fiducioso nel prossimo. A parlare in questi termini, Maria Callas si rischia quasi di essere giudicati ingenui e disinformati, perché tutti conoscono l'altra immagine della Callas, quella cattiva, la tigre, come era definita. Un'immagine accreditata da Meneghini, suo marito. Era lui che si comportava in quel modo, che pensava in quel modo, che aveva quei sentimenti verso tutti. Non Maria, che era tenera, semplice, pacifica, pensava soltanto alla sua arte. A un certo momento, improvvisamente, si trovò al centro di 1000 guai, di 1000 situazioni ingarbugliatissime. Si accorse che era odiata da tutti, che aveva litigato con tutti i teatri, che più nessuno riusciva a sopportarla. Aprì finalmente gli occhi. Si rese conto che Meneghini aveva approfittato di lei, l'aveva usata per i suoi interessi. E allora, nonostante le innumerevoli, struggenti lettere d'amore che per tanti anni Maria aveva scritto a suo marito, cominciò a odiarlo e decise di separarsi da lui.
cui incontrai Onassis e i suoi amici, così pieni di vita e di fascino, mi sentii un'altra donna. Vivendo con un uomo tanto più vecchio di me, divenni precocemente depressa e vecchia. Ora, finalmente, sono una donna normale, felice. Lasciando Meneghini per Onassis e per il mondo di Onassis, Maria voleva rincorrere quella grande felicità a cui aspirava e che riteneva di non aver ancora incontrato. Accanto a Onassis il suo modo di vivere era cambiato. Se in quel momento avesse sposato Onassis e si fosse ritirata dalle scene, avrebbe vissuto il resto della sua esistenza felice, a una condizione: che Onassis fosse stato veramente innamorato di lei. Ma egli non la amava. Maria Callas rimase con Onassis 9 anni. Già dall'inizio cominciò a rendersi conto che ancora una volta aveva sbagliato. Quello di Onassis cominciò come un idillio, ma non era il mondo dove avrebbe potuto essere felice. Anche quest'uomo non si comportava come aveva immaginato. Lei si sentiva bene solo cantando, ma per Onassis aveva sacrificato la sua professione. Decise di riprendersi. Ricominciò a studiare, ma era troppo tardi. La voce non rispondeva più. Maria, distrutta nel più profondo di se stessa, si imbottiva di potenti sonniferi che la rendevano incosciente. Cominciò allora a usare un sonnifero pericoloso ma in grado di risolvere i suoi problemi. Quando, dopo averlo preso, cadeva in uno stato di autentico letargo, era come non fosse più. Al mattino, quando si svegliava, era tontita e stupidita, e allora, per ritrovare la formula brillante, ricorreva a eccitanti, spesso molto forti. In questa altalena di sonniferi ed eccitanti, il suo fisico si logorò terribilmente, e forse va ricercata in questa direzione anche la causa della sua misteriosa morte.
Era nata per cantare, era nata per la scena. La musica e la sua voce entravano dentro il tuo cuore, come dire, lei produceva melodia. La Callas aveva dentro di sé, dentro la sua voce, la vita. Aveva una grande facilità, una vocalità enorme, sapeva interpretare le frasi con grande cuore, aveva dentro qualcosa di speciale. Mi ricordo come si preparava agli spettacoli, la cura con cui sceglieva i costumi, il grande Benoît la assecondava e accettava i suoi consigli. In Fedora, per esempio, era veramente la principessa, o in Norma la sacerdotessa. La sua personalità, il suo divismo era una cosa speciale, aveva una speciale sensibilità. In certi momenti sembrava estremamente preparata, nel senso che ogni atteggiamento, ogni frase era pensata, in altri esattamente l'opposto, estremamente spontanea. Ogni nota non era mai uguale. Lei sapeva sempre quel che doveva dare al pubblico e l'aiutava formidabilmente l'istinto. Lei aveva grande grinta come donna e come artista, aveva il fuoco dentro di sé, ma le fiammate erano sempre alternate a momenti di depressione. Dava sempre il massimo e quando era sulla scena non pensava ad altro, la sua concentrazione era assoluta. Qualche volta c'era un velo di tristezza nella sua voce e in certi momenti sembrava davvero far parte dell'orchestra. Nessuno canta più le frasi in teatro, tutti si limitano a cantare le note. Lei faceva quel che si deve fare, cantare il suono, con verità struggente. Cos'era insomma la Callas? È stata l'unica grande diva del secolo. Non ho paura di arrivare alla fine della strada. Quella è una parte naturale dell'essere. Ciò che mi spaventa è il modo in cui la strada finisce. Prego Dio che mi prenda prima che... Ricordatevi sempre che solo un uccellino felice canta, mentre uno infelice si ritira nel nido e muore. Dalle ultime parole di Maria Callas.
Chiesa. Abbiamo qui il piacere di avere la signora Iommelli, che è discendente di Niccolò Iommelli, quindi ho sempre l'onore di presentarla. Iommelli è stato grandissimo e abbiamo fatto un evento proprio 2 anni fa ad Aversa, Iommelli. E poi volevo ringraziare anche Don Doriano De Luca, Chiesa, e tutti quelli che seguiranno il nostro festival. Quest'anno, come già avete ascoltato, è tutto dedicato alla voce, quindi Maria Callas, che è stata interpretata da Raffaella Ambrosino, è un po' l'emblema di quello che si tratterà in questo festival. Seguite anche il convegno che ci sarà il 19 con Marino Niola e Sandro Cappelletto per discutere proprio del fenomeno degli evirati cantori nel Settecento napoletano, 19 al Maschio Angiolino. Grazie a tutti, grazie a tutti i professori.